vuol dire che domani mattina io e te, ai nostri bambini, ci facciamo l'ultima befana. Chi è? Eri tu a mamma? No, donna Rosa, amici, sono Altavilla. Altavilla? Altavilla pulita a che st'ora? Aprite per favore, cosa urgente e indifferibile. Entrate, che è successo? Qualche guaio? Al contrario. E che sono sti complimenti? Ah, va una festa? Sì, vado alla festa della mia vita. Ah. Donna Rosa, smettiamola con questa commedia degli equivoci. Sappiate che ormai so tutto. Sapete tutto e mi fa piacere per voi. E poi sapete che sapete? E che voi, cioè che tu? E che mi date del tumo? Che cosa, se no, non mi interrompere. Rosa, finalmente ho perso il velario che avevo davanti agli occhi. Ecco tutta quella tua ritrosia, tutti quei tuoi maltrattamenti. Sì. Ma ormai ho capito tutto. Sì, avete capito tutto. E che avete capito? Che voi, cioè che tu, mi ami alla follia. Sì. Che ti vuoi unire a me, che vuoi unire il tuo al mio. Io? E quando sarebbe successo questo fatto poi? E su Rosa, non continuare a negare questo sentimento che è pari a mio, che da anni ti adoro di pensiero. Non mia Silfide, non mia ninfa Egeria, non fuggire a questo giocondo destino. Altavi, fermo là, che vi sfesso. Rosa, non scappare, abbandonati a questo misterioso sentimento. Uno schiaffo. Sì! Come? Sì! Sono felice! Sai cosa vuol dire questo schiaffo? No! Che non ti sono indifferente e che hai bisogno di dolcezze e per questo ti ho portato delle sfogliatelle dolci come le tue labbra. Tieni. Un altro schiaffo. Sì, ma quanto mi rendi felice! Guarda! Queste sono rose primaticce, rose rosse come il fuoco e la passione che ci sarà tra me e te. Altavi, fermo là, state al posto vostro. Sai cosa vuol dire questo gesto? No. Ti voglio bene. Altavi, fermo, che io chiamo questo e vi faccio arrestare. Sì, e tu mi vuoi far arrestare, è ovvio. Tu mi vuoi imprigionare, tu mi vuoi incatenare, tu mi vuoi legare. Io lo so, mi vuoi legare a te per tutta la vita. Ed io, guarda, ti ho regalato una catenina d'oro. La catena, il simbolo del legamento d'amore. Io e te, uniti per sempre in una vita di sesso e passione. Altavi, io la catena t'attacca in carne, capito? Come osi? Come ti permetti? Io sono una donna sposata seria, anzi, una fresca vedova seria. Fuori da casa mia. E quella è una tipica strategia femminile. Rosa, tu mi scacci perché vuoi attrarmi. Tu mi maltratti perché vuoi riempirmi di dolcezze, chiaro? Tu mi picchi perché vorresti sbaciucchiare il mio sembiante burneo. Altavi! Altavi, vuoi la vita parla pulita, ma che resto sembiante burro? Il mio sembiante burneo, il mio fisico scultoreo virile. Altavi, io, a voi, vo schifo! Ferma Altavi, non ce la faccio più. Finalmente. Parliamone, vi prego. Finalmente ti arrendi. Finisce la tua corsa ansimante e comincia il contatto carnale. Altavi, ma per comando? Toglietevi il cappello. Il cappello, sì, mi stai chiedendo di spogliarmi e io comincio proprio dal cappello. Altavi, passatemi che non va sei fiori. Ho capito, vuoi profumare il nostro nido d'amore, sì. Ecco. Oh, grazie assai. Altavi, avvicinate. Sì, finalmente Rosa, ti arrendi, sei mia. Comincia il contatto carnale. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un po'.